stazione di Thiene. È stato un viaggio in treno, ma un viaggio anche nel tempo, perché mi dicono che oggi a Thiene siamo nel 1492. Slow tour, itinerari non per caso, nell'Italia cosiddetta minore, ma a maggior contenuto storico. E stavolta siamo nel Veneto, nel nord-est vicentino. Beh, Thiene oggi ha un'atmosfera tutto particolare, in cui sarebbe il caso di entrare. Dovrei prendere il cavallo invece della bicicletta, ma insomma è una rievocazione. Rievocazione sì, ma storica e soprattutto sinceramente collettiva. Loro vengono da Quattrocastella, Reggio Emilia, sono un gruppo che collabora, partecipa. Allora, fatemi ricapitolare la storia. 1487 c'è una grande battaglia, la battaglia di Rovereto. I cittadini di Thiene, per conto della Serenissima, vanno a Rovereto e riconquistano Rovereto. Certo. La bandiera di San Marco l'hanno messa i tienesi. In quel di Rovereto, Serenissima è tornata per merito dei tienesi. Allora, gli abitanti di Thiene, che sono dei commercianti da sempre, molto furbi, chiedono diciamo così, un mercato franco, cioè di non pagare le tasse. Passa un po' di tempo e alla fine, finalmente, arriva la notizia che il doge Agostino Barbarigo ha concesso questa libertà del mercato, il mercato franco. Bene, quindi Thiene si sviluppa e Thiene, eccola qua, Thiene è ancora un centro commerciale, culturale, cioè, siete ancora lì che ci date voi? Il mercato di Thiene del lunedì è uno dei più grandi della provincia e della regione, ancora oggi. Ma la cosa che mi ha colpito è che questa rievocazione è una roba vera, nel senso che è super sentita dalla gente. Cioè Beppi 15 anni fa è partito, ha deflagrato con quest'idea, cioè di organizzare la rievocazione. Adesso sono 500 volontari? Beh, oggi ce ne sono 500, durante la sfilata ne avremo 1200. Volontari a chilometro zero per la storia. Il volontario a chilometro zero è bellissima. Ma è una risorsa socioculturale, professoressa. Sì, è vero, è ricordare la storia, ma anche sentirsi ancora uniti e parte integrante della città. C'è uno studio anche storico? Certamente, c'è uno studio filologico, c'è una professoressa di storia del costume che fa cucire dalle sarte gli abiti in maniera tale che siano veramente attinenti al periodo e non stonino appunto con quanto si va a rievocare. Molto importante. Il famoso castello di Thiene, in realtà il castello Porto Colleoni Thiene, dalle famiglie che l'hanno costruito e poi conservato. È bellissimo, è un esempio incredibile, diciamo così, che anticipa uno stile, anticipa una storia, perché è dei primi del 400, mi sembra di ricordare, ma è già fatto, diciamo così, alla veneziana. In realtà è Venezia che piano piano comincia a investire nell'entroterra. Gli ottomani hanno occupato Costantinopoli e la via delle Indie è ormai preclusa. E poi arriva la cosiddetta scoperta dell'America e Venezia come potenza di mare decade e scommette allora sulla terra. I nobili veneziani si costruiscono ville che sono sì luoghi di villeggiatura, ma soprattutto aziende agricole. Beh, il castello, allora, ho capito bene che è un primi del 400.
È molto importante perché è appunto una villa pre-palladiana, perché nasce con le caratteristiche di un castello, ma in realtà è una villa, quindi un punto di riferimento per un'importantissima azienda agricola che si strutturava tutto intorno a questo edificio. Cioè, queste qui sarebbero le stalle? Queste per la precisione sono le scuderie. Sono il nostro gioiello, sono state realizzate all'inizio del 1700 su disegno dell'architetto Francesco Muttoni. È una meraviglia questa scuderia o stalla, che differenza c'è tra la scuderia e la stalla? Scuderia propriamente per i cavalli. Ah, ecco, sì. No, certo, la stalla fa venire in mente le mucche, che gaff. No, ho capito, era ovvio. Francesca Di Tiene, cioè della famiglia? Della famiglia Di Tiene, è proprietaria di questo castello. Cioè nobile, io non sono... Nobile. È una famiglia nobilissima, Esatto. di antichissima tradizione. Come la devo salutare? Nel senso che se tolgo il cappello magari non è bello. Il baciamano non sono capace e rischio di mangiarti un dito. È stato bellissimo. Italia Slow Tour. In Italia ci sono tantissime mete turistiche importantissime, Venezia, Firenze, ma ci sono tantissimi altri luoghi che sono importanti altrettanto, dove succedono delle cose, dove tutta la popolazione partecipa. È il caso di questa partita a scacchi di Marostica. Ci troviamo nel Castello Superiore di Marostica e abbiamo la panoramica sulla piazza, la famosa piazza dove si disputa la partita a scacchi. Nel 1454 avviene un fatto molto importante. Due cavalieri vogliono sposare la stessa dama. Proprio su questa piazza si sfideranno a duello, ma non un duello a spade. Se la giocano a scacchi. Sì, ma chi costruisce questo castello meraviglioso? Cioè questo castello che è l'esempio, l'immagine del castello medievale. Questo, diciamo, castello inferiore era un punto di transito, quindi per chi entrava, quindi per le merci, diciamo, era una specie di dogana, quindi di controllo. È una muraglia cinese italiana, meravigliosa. E Susi, per ritornare a Marostica bisogna fare il rito, suonare la campana. Vai, lo faccio sicuramente. Fuochi d'artificio, vero? È l'effetto della chiusura della partita, la famosa cascata. Ci sono gli arcieri che lanciano le frecce verso il castello per incendiarlo. A quel punto prima facciamo l'effetto incendio e dopo la chiusura della cascata. Il tutto dura 3 minuti. Non Certo, mi immagino, però sai, 3 minuti di fuochi d'artificio. È bello perché l'applauso finale è della cascata. Dice l'applauso finale È nostro. Ma chi è il regista di tutto questo? Sono tutti volontari, quindi è una cosa enorme che però deve avere un coordinamento perfetto e la cosa interessante è che questa sfida che doveva essere poi risolta con le armi viene risolta con l'intelligenza. Infatti è un invito alla pace, sì, no? Quello che secondo me è molto importante. È molto bello. Sono molto curiosa di vedere come si svolge la partita, perché vuol dire tutti fermi, poi a questo punto ci sono le mosse. E gli araldi chiamano le mosse e i personaggi si muovono sulla scansione, sulla scacchiera, seguendo precisamente le mosse. E poi tutto si scioglie, ma nessuno esce, li riportiamo tutti in scacchiera e parte il colpo finale, che è questo, diciamo, scoccare di frecce verso il Leone di San Marco e l'incendio del castello.
Andiamo a vedere le 3 chiese di Marostica. Queste 3 chiese sono talmente vicine, sono state costruite proprio lì in un punto preciso che sembra si sussurrino qualcosa, ci sia quasi un dialogo tra di loro. Senti, ma vedo una scalinata laggiù meravigliosa. Sì, è un palcoscenico fantastico. È la bellissima scalinata dei Carmini. Tutto con una visione come questa. Lassù c'è il castello di sopra e tutta la parte verde, magnifico. E abbiamo ma che tutta la posto. vegetazione che copre il sentiero del Carmine. Sembra Piazza di Spagna. È stata costruita nel 1700 per ottenere un effetto di prospettiva, no? E anche così, di elevazione naturalmente. Conclude, diciamo, il paese per poi lasciare libera tutta quella parte verde e poi dare sfogo a queste bellissime mura che circondano il castello. È bellissimo, cioè nel 1700 costruire una cosa anche per costruire una prospettiva, un paesaggio. Circolo scacchistico, tantissimo qui a Marostica. Salve. Beh, insomma, si gioca a scacchi in grande e in piccolo. Mosse velocissime. Cioè il tempo di fare una mossa, di pensare e di agire e poi subito schiacciare il taglio, perché il tempo conta. Come siamo venuti ce ne andiamo, non salutiamo neanche perché tanto non hanno tempo per pensare allo scacchi. Arrivederci! Casa del caffè, non a caso il caffè a Marostica, c'è tutta una storia. Wow! Allora, Prospero Alpini era un medico di Marostica che va a studiare, insomma, e a fare il suo servizio, diciamo, in Egitto. Lì scopre le proprietà del caffè. E quindi cosa fa? Torna in Italia In Italia, precisamente a Venezia, e lui è l'importatore del caffè in Europa. Oh, come mi sarebbe piaciuto essere Prospero Alpini! Grazie. Prego. Perfetto. Allora, primissima periferia di Padova. Marco, qui siamo quella lì che porta quella è Porta Savonarola. Queste sono le mura della città medievali. Lì c'è una pista ciclabile. Sì, perché ho preso la bicicletta apposta per essere slow tour. E da bravo turista voglio andare alla Cappella di Cappella di Scrovegna, allora vai per Corso Milano fino a Piazza Garibaldi, poi giri a sinistra e in 2 minuti ci sei. Cappella degli Sloveni, prima tappa di questo slow tour padovano. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike, I want to ride my bicycle, I want to ride it where I like. Lo slow tour per Padova comincia qua, da uno dei gioielli dell'arte italiana, la Cappella degli Scrovegni. I want to ride it where I like. La Cappella degli Scrovegni, qui ho avuto la percezione di essere un uomo scemo, nel senso che io abito a 100 km da Padova e non c'ero mai stato, ma questa è una cosa meravigliosa. L'impatto che ho avuto entrando qua è più o meno quello di quando ho visto per la prima volta la Cappella Sistina, ma
il tipo di fede che qua salta fuori è anche più trasparente della Cappella Sistina. E a proposito di fede, diciamo così, lo stesso pregiudizio di carattere religioso che 300 anni dopo questa cappella perseguiterà Galileo, qui invece insomma ha fatto del bene, perché siamo, mi sembra, il 6 febbraio del 1300 e Enrico Scrovegni è un ricchissimo banchiere, però allora, anche adesso peraltro, ma insomma i banchieri avevano pessima fama, Dante li mette tra gli usurai, quindi lui doveva emendarsi in qualche modo, aveva conquistato un sacco di ricchezze ma doveva dimostrare che faceva anche del bene, quindi compra questo terreno che prima era stato utilizzato anche, sembra, per riti di carattere pagano, e niente, ci vuole fare sopra una cappella, una chiesa, la dedica alla Madonna e chiama il più grande artista del tempo, Giotto. Quindi, primi del 300, arriva Giotto e fa questa roba qua. Che meraviglia, che cosa stupenda, è veramente un capolavoro assoluto. Ecco, illustrarvi proprio non sono in grado, ma alcune cose sono molto significative. Allora guarda, lì, quel signore con quella veste un po' violetta che offre la cappella alla Madonna è proprio lui, Enrico Scrovegni. Ma quello invece in bianco che tiene su il dono, chi è? Beh, questo è fondamentale, è il teologo consulente di Giotto, perché diciamo tutte queste scene fossero in linea con la religione. È un po' il commissario politico da un punto di vista religioso, possiamo dire, perché allora la gente non leggeva e quindi praticamente capiva, assorbiva le scene sacre attraverso gli affreschi. Ma cosa ancora più interessante, guarda qua sulla destra, raffigurazione dell'inferno. C'è addirittura Reginaldo Scrovegni, è quel signore lì con le mani legate dietro, il cappellino rosso, è il padre di Enrico, collocato da Dante nel 17° canto dell'inferno, proprio perché era avaro, usuraio e così via. E Giotto l'ha messo perché Dante l'ha conosciuto, anzi questa raffigurazione dell'inferno, forse la prima in assoluto, deriva da una visione dantesca. Certo, Enrico era il committente, però ha fatto mettere lo stesso il padre nell'inferno perché questa era, diciamo così, anche la ragione della sua espiazione. E poi la cosa forse più interessante di tutti, guarda là c'è l'intonaco che è stato lasciato intatto dai restauri conservativi che sono terminati nel 2004, mi sembra, perché qui tutti i colori sono quelli originali, nessuno si è sovrapposto e anche là dove l'intonaco si è scrostato l'hanno solo ingrigito un po' perché desse meno fastidio, ma è rimasta la zona danneggiata, diciamo così, dal tempo, che peraltro è limitatissima, i colori sono sgargianti, incredibili, hanno più di 700 anni, ma sembra dipinto ieri. E a te che sei a Marostica per lo spettacolo della partita a scacchi viventi, cosa sta succedendo? Nello spettacolo pare che ci sia una parte anche per me. Senti, allora come la devo fare questa scena? La devo fare tipo commedia dell'arte? Esattamente tipo come vedi, ci sono le maschere. Una cosa Bravo. va bene, C'è ti va bene così? Benissimo. Ti va bene? No, non ti voglio rovinare tutta questa cosa. Dice, è stato bellissimo, ma c'era una C'era comica che faceva schifo. No, vabbè, te la Vorrei. caverai. Va bene, ok, va bene. Vediamo più tardi. Ciao. Ciao. Ah, Eleonora. Ciao, piacere. Eleonora è la famosa donzella contesa per la quale Rinaldo e Vieri si sfidano a scacchi. Allora, Chiara o Eleonora? Chiara. Chiara, però che fa Eleonora? Come ti senti a fare Eleonora? Emozionatissima. Ieri sera è andato bene, spero anche stasera. Senti, ma tu chi vuoi sposare? Chi vuoi che vinca? Non si può dire. Non si può dire. E alla fine chissà chi è che ha sposato. Questa è la curiosità. Chi ha sposato Eleonora? Quello che lei amava o l'altro? Infatti al perdente viene data in moglie la zia di Eleonora, bella pure lei, Mamora.
ma il perdente non perde per niente, perché vince la zia, che non è male. Ecco, allora forse questa idea del biondo e del moro è l'idea dello scacco, degli scacchi bianchi e scacchi neri, no? Allora quest'anno vincono i neri, poi vince la regina nera. Ecco. Sì, fino all'anno scorso vincevano i bianchi. Siamo ritornati alla partita originale di Mirko Vucetic in cui appunto vincevano i neri. Sappiamo che stavolta vinceranno i neri perché ogni anno vengono riproposte delle partite storiche. Questa di quest'anno è detta l'Immortale. La Immortale è stata fatta nel 1895, quindi è una partita in 40 mosse che gli altri anni abbiamo fatto sempre verde, quest'anno invece si fa la Immortale. Ed è una bella partita? Questa? Non l'ha mica vista. Mai? E ora non glielo dico perché deve dare il parere dopo. Quando la vede dopo giudica. Va bene. Ok? Grazie, secondo. Prego. Pedina? Araldo. Quello che riporta a voce alta le mosse. Le mosse, così. Allora, questi sono i due contendenti. Quindi lei è? Sono Rinaldo Tangarano. Rinaldo Tangarano. Io Vieri da Vallonara. Allora, chi è più innamorato di Eleonora? Non si sa, entrambi siamo innamorati di Eleonora e ci sfidiamo in questa sfida a scacchi e che vinca il migliore. Ci sono circa 1000 volontari coinvolti nella partita. Un piccolo esercito, ci sono persone addirittura che prendono le ferie per fare la partita a scacchi. No, tu sei in una scenografia come questa, ti viene voglia di dire adesso mi metto in costume. A proposito, c'è un costume per me? Sono pronta. Ed ecco a voi lo spettacolo della sfida degli scacchi di Marostica. C'è molta gente sugli spalti, ma c'è anche molta gente dietro, Esci con noi. Va bene, ok. Insomma, sono fra il popolo, giusto, e naturalmente assieme ai clown. Logico. Siamo pronti. Ma sì. Fa prima. Ma dimmi che cosa che devo fare? Poco che altro, dopo quando che io sono io che parlo, se tu ti siedi, perché mi Tutti in silenzio? Sì. Anche a me? Sì. Va bene. È bello. Dietro le quinte è più bello, Ed eccomi dentro allo spettacolo, o meglio, dentro al mercato cittadino, dove tra clown e bancarelle si viene a sapere della grande sfida indetta dal capitano. Alla sfida a scacchi vengono invitati tutti i nobili dei paesi amici. La data del 1454 è anche una data storica importante, corrisponde alla caduta dell'impero romano d'Oriente dopo la presa di Costantinopoli da parte dei turchi. È il culmine del Rinascimento italiano ed è l'inizio dell'era moderna che porterà alla scoperta dell'America. Questi nobili, duchi e principi vivono negli intrighi e nelle ricchezze commerciali di un momento fortunato per loro e si dilettano nell'antica e nobile arte degli scacchi. Ci sfilano davanti gli impiegati, gli artigiani, le signore, i signori, i bambini di Marostica, interpretando i loro nobili avi. Stanno arrivando le ambascerie. Sono venuti da tutta Italia, da Venezia, da Padova, da tutti i posti, da Ferrara. E sono tutti i nobili di quel periodo, 1454. Uno spettacolo unico che potrebbe far uscire di testa qualunque americano amante della storia. Arrivano gli sbandieratori fiorentini, gemellati con quelli di Marostica. Arrivano i cavalieri.
E arrivano gli scacchi, i protagonisti. La regina bianca e quella nera, coi loro paggetti. Le torri, le pedine, i due re. I due nobili contendenti sono già in posizione per iniziare la sfida, che è un gioco, ma è anche molto serio. Le abili mosse degli scacchi vengono eseguite direttamente sulla scacchiera che è la piazza. E il pubblico può ammirare l'abilità del gioco. E alla fine è il momento clou. Scacco! I neri, la regina nera ce l'ha fatta! E con l'incendio del castello si conclude la partita a scacchi di Marostica. Anche quest'anno la partita a scacchi si è tenuta e i protagonisti ritornano comuni mortali di questa epoca e rientrano a palazzo. E come si sa, L'ultimo chiude la porta. Io invece sono rimasto a Padova, dove sto per fare un tour slow ma molto tecnologico, col Segway. Ma è difficile? Adesso lo provi e vediamo un attimo. 1, 2, 3. Aia, mi sta pestando, aiuto. Vai. E adesso? Giro di là. Fantastico. Beh, ma è abbastanza intuitivo. Pensavo peggio. Siamo pronti allora. Via. E allora Padova on the road, anzi on Segway, slow tour ma tecnologico. Prima tappa, l'università. Ciao. Giulio Peruzzi, puntualissimo, davanti a questo catafalco, cattedra, che ha fatto la storia della fisica. Allora, appunto, il pezzo di legno in sé non ha fatto la storia della fisica, chi l'ha calcato sì. E Galileo. Siamo, professore Corresi, ti sbaglio perché non ho ripassato, a cavallo tra il 5 e il 600. Siamo a cavallo tra il 5 e il 600. E Galileo, che stava a Pisa, eccetera, a un certo punto viene a Padova e qui passa i 18 anni più belli della sua vita, dice. Perché? Perché Galileo proprio a Padova? Padova a quell'epoca era uno degli atenei più importanti che esistevano in Europa, non solamente in Italia, e sicuramente ha una serie di contatti e la possibilità di avere quella che si chiamerebbe oggi una cattedra di matematica, insomma. Ma cioè, lui voleva la cattedra, voleva questo pezzo di legno grezzo, senza offesa. Vista così sembra un po' un teatro dei burattini, cioè che, però vabbè, uno se l'immaginava più fastosa, anche la vita di Galileo uno se l'immagina Galileo, invece affittava camere agli studenti per campare, vendeva degli strumenti tecnici, è giusto? Allora, lui ha questo problema dei soldi, primo diciamolo pure tranquillamente, perché allora come ora i docenti universitari non venivano pagati in maniera particolarmente ricca. Ecco, e quindi... questo una parentesi per attualizzare. Per attualizzare, diciamo. E dall'altro punto di vista lui aveva una famiglia, in particolare la madre all'inizio, poi i suoi figli, la sua compagna, eccetera, da mantenere. Compagna, non moglie? Non moglie, non si è mai sposato. Ma dai! E quindi... Galileo non si sposa. Si può dire che a Padova è nata la scienza moderna? Certamente Padova in quell'epoca è stata crocevia di pensatori di grandissimo livello. Di qui è passato Copernico, di qui è passato Harvey, quindi Padova crocevia, ma scienza moderna come movimento europeo. La cattedra di Galileo, che ci guarda dall'alto.
turista rotante per caso a passeggio a caso per farsi un'idea di Padova. Adesso facciamo un giro per le piazze più belle di Padova. Ce ne sono tante e sono proprio belle. Luigi, che piazza è questa? Allora, questa qui è Piazza delle Erbe. Tutti i giorni mercato qua? Tutti i giorni mercato. Ah, che meraviglia, guarda che bello! Sembra un po' un mercato orientale, è veramente popolatissimo. Sarà assurdo, ma mi ricorda quasi il grande mercato coperto di Istanbul. Qua dove siamo arrivati? Siamo in Piazza della Frutta. Ah, là è la piazza della verdura e questa Sì. è la piazza della frutta. Ascolta, veramente alla faccia dei centri commerciali, con Sì. tutto l'affetto, Sì, perché sì, qui sì. è un grande centro commerciale dentro a un bellissimo centro storico. Pulsante. Ah, pulsante e pulsante. Va bene, di qua? Sì, di là. E dove andiamo? E qui adesso andiamo nel gioiellino, nel salotto di Padova, che è la Piazza dei Signori. Il Duomo. È bellissimo, è un centro storico vivissimo, bello. È una città, beh, si sapeva che era bella, ma scoprirla slow è una vera soddisfazione. È un caffè espresso in tazza grande, macchiato con una crema molto leggera, profumata alla menta, con una spolveratina di cacao. Non si zucchera e non si mescola, si beve così com'è. Oh, allora, il caffè di Pedrocchi non si zucchera, non si mescola, non si discute, si prende com'è. Grazie, è una specialità assoluta. È un monumento nazionale, ma è anche un luogo storico. Qui gli studenti avevano diritto di venire, bevevano un bicchiere d'acqua gratis, si potevano sedere. A proposito, 1848, succede un 48, perché? Perché qua dentro viene ferito uno studente. Il caffè senza porte, aperto 24 ore al giorno, viene ampliato, è un'opera architettonica molto importante, è proprio il cuore della città. A Pedrocchi. Canale Santa Chiara dal Ponte delle Torricelle. E siamo arrivati in Piazza del Santo. Sant'Antonio da Padova. In realtà mi risulta che venisse dal Portogallo. Siamo nella prima metà del 1200. È il santo di tutti, è il santo di tanti, il santo degli zingari, è il santo degli studenti. Questo è protettore della famiglia, delle cose perse, infatti c'è una particolare preghiera che si chiama Sequeri, che si recita quando qualcuno ha perso qualcosa e si dice che con i sequeri la cosa si ritrova. Sequeri? Sequeri. E per i latini, quindi per la Spagna, il Brasile, l'Argentina e quant'altro, è colui che si occupa di trovare marito alle giovani signore single. E la mia nonna aveva una statua di Sant'Antonio perché quando mio nonno è stato riformato, perché avevo ormai 3 figli e non è andato in guerra, lei è venuta qua a ringraziare Sant'Antonio. E chissà se Sant'Antonio protegge anche quelli che rischiano di perdere il treno. Stazione di Padova, lo slow tour continua, carico la bici sul treno, avanti.